Caro Matteo, adesso basta spararle grosse. Quelle di questa mattina, capisco che siamo a 3 giorni dalle elezioni, ma è veramente grosso. Felici e contenti, secondo te, ci ha promesso che tutti pagheremo le tasse con un SMS. Ma in che paese vivi? Qua non pagano le tasse, ma anche se i carabinieri remanenti, anzi, pretendono l'impunità, come addirittura l'ex Presidente del Consiglio, e tu pensi che con un SMS i cittadini pagano le tasse? O sei ingenuo o sei un venditore di fumo, ma la devi smettere di fare campagna elettorale sulle illusioni che puoi dare ai cittadini che tutto funziona. Te lo dico con tutto il cuore in mano, adesso basta. Un'altra cosa che devo dire, un SMS, faccio un'immagine, se paga il prezzo di SMS, voglio dire, per fare la campagna elettorale. Anche stamattina un altro candidato al Parlamento europeo che viene arrestato. L'altro giorno ne hanno arrestato uno che stava in Parlamento e aspettava di avere l'autorizzazione all'arresto del magistrato. Altri candidati al Parlamento europeo sono già stati condannati. Ma la vogliamo smettere di mandare nelle istituzioni persone che hanno a che fare con la giustizia? Una cosa è essere innocente fino a sentenza penale passata in giudicato. Questo è giusto ed è un principio sacrosanto. Altra cosa è un altro principio sacrosanto, pure basato sull'articolo 97 della Costituzione, e cioè quello di avere nelle istituzioni persone al di sopra di ogni sospetto che servono il proprio paese con dignità e abnegazione. E in questo senso noi ribadiamo la proposta dell'Italia dei Valori. Chi vuole fare politica, chi vuole amministrare la cosa pubblica, ma ha a che fare con la giustizia, prima per favore vada dal magistrato e poi va a presentarsi come candidato o come amministratore pubblico, perché sapere il giorno dopo che sei un delinquente al cittadino non mai che ne fregare, rimane con nudo e mazziato. Per cui nel rispetto dell'innocenza sul piano giudiziario, ragione di opportunità, ragione di rispetto del voto del cittadino, deve essere consegnato insieme al certificato elettorale per chi vuole candidarsi anche il certificato penale. Questa è la nostra proposta e anche il certificato di carriera.